Nel 1834 il barone bresciano Antonio Sabatti, commissario straordinario del governo austriaco, compilò una serie di proverbi lombardi legati al mondo contadino, arricchendoli con commenti di spiccia economia agraria. Accanto a proverbi ben noti anche nel nostro secolo, come l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, emergono detti scomparsi della cultura popolare lombarda. Il concetto che sottintende tutti i proverbi presentati dall'autore è semplice ed è così definito. Sin sulle prime si è fatto osservare che i contadini, uomini grossolani ed incolti, seguono sempre il cammino battuto dei loro maggiori nelle opere campestri, che macchinalmente eseguiscono, né osano fare un passo fuori di quella strada che hanno sempre praticata. L'autore ritiene il mondo contadino come inefficiente e ignorante, culturalmente chiuso alle novità e diffidente verso chi vive nei palazzi e propone variazioni. Un altro rilevante motivo per assistere di presenza all'esecuzione delle opere campestri, senza affidarsi del tutto ai fattori o ai contadini, viene ricordato dal proverbio che dice: chi fa e non custode, assai spende e nulla gode. E ancora, chi ha quattrini da buttar via, tenga le opere e non vi stia. Come dice il nostro autore, il soggiorno frequente dei proprietari nelle loro campagne non solo tornerà utile per il risparmio delle spese di coltivazione, ma potranno vigilare alla conservazione delle loro rendite, che facilmente scemano quando non si tengono d'occhio i propri interessi. Questi proverbi ci ricordano le vicende di Anna Karenina, grandioso romanzo russo di Tolstoi, dove uno dei protagonisti, Konstantin Levin, cerca di apportare migliorie ai propri fondi colonici, scontrandosi con i fattori e i contadini che lo giudicano un cittadino incompetente di agricoltura e in sua assenza non ne seguono i consigli tecnologicamente innovativi.